Allora, Dennis Colosimo, buonasera, ti ringraziamo, sappiamo che il sabato è una giornata importante per voi pizzaioli, quindi sei riuscito a venire e questo ti fa specie, grazie veramente. Tu sei tagliolese d'adozione, quanti anni è che sei a Taglio di Po? Dal 2016. Magari un po' più vicino. Dal 2016. Ecco, tu hai un passato di ristoratore, avevi un bar, non pizzeria, vero? No, solo avevo un bar ad Ariano Ferrarese e poi ho cominciato a diventarmi stretto come tipologia di attività, avevo bisogno di crescita personale e quindi mi sono lanciato in questo mondo nuovo, in roulette russa, ecco, perché per un ragazzo intraprendere un'attività è difficile al giorno d'oggi, se ti va bene è ancora più difficile poi mantenerla. Quanti perché anni hai purtroppo 40. 40, quindi sei proprio sul... Prima il dottore, io ci ho chiesto perché ci sono dentro, se 65 anni si è vecchi, ha detto sì. A 40 anni in Italia si è giovani imprenditori e quindi all'estero no, però come mai? Come mai? Allora, a partire dal fatto che all'estero si va sempre a guardare alle città, ma la stessa cosa forse sono anche le città qua da noi. Riprendendo il discorso di prima, non ci siamo sviluppati, ma forse è meglio così che non ci siamo sviluppati, perché alla fine siamo agricoltori, meglio che abbiano lasciato il cemento, le fabbriche alle grosse città, e qui da noi abbiamo l'aria pulita, è meglio l'odore di campagna d'estate, tutto quello che è le zanzare, quello che vuoi, perché alla fine il casino della città lo lasciamo loro, andiamo a loro piacerebbe venire qua perché abbiamo il Po, soprattutto per trasferire le merci, spostarle sarebbe per loro ideale, e invece si devono prendere i camion e quindi che stiano lontani, e noi stiamo con i nostri agricoltori, le nostre coltivazioni di cozze, ungole. Orgoglio polesano, vai con l'applauso. Orgoglio polesano di Dennis. Allora, tu vai in terra partenopea, vai a Napoli e mi dici un premio come la miglior pizza napoletana, cioè come hai fatto? Cioè, poi i napoletani che con sta pizza, cioè, noi qua e noi là, e sembra che la pizza buona la facciano solo loro, poi arriva uno al Taglio di Po e sbaracca tutti e vince il premio Pulcinella. Sì, a partire dal fatto che la pizza, quando vai soprattutto davanti a una giuria, secondo me va a fortuna, perché per vincere devi avere la fortuna di essere arrivato nel momento giusto con la giuria giusta, perché quando fai un evento grande ci sono 600, 700, anche 800 pizzaioli, ci sono 20 banchi di giuria, ogni banco di giuria ha un metro di misura diverso. Io posso fare una pizza con le erbe e a quel tavolo a nessuno piacciono, quindi per loro il punteggio è minore rispetto a se andavi su un tavolo di giuria che casomai le erbe, ho detto un ingrediente qualsiasi, può essere un pezzo di carne o un po' di pesce, becchi uno che è allergico al pesce, non la va a assaggiare, ti dà un punteggio basso e quindi può essere la pizza più buona, però non vai da nessuna parte. E sei anche modesto, dai. No, bravo. Sei anche modesto, bravo. Dai. Allora, due domande sul Taglio di Po e sulla ristorazione. Praticamente al Taglio di Po ci sono pochi ristoranti, 8.000 abitanti, e siete in 2-3? Sì. 2-3, sì, uno che ha aperto un pochino orari un pochino strani. Perché? Cioè, come mai in questi arco di tempo, in questi ultimi anni, molti hanno chiuso, non hanno riaperto, mentre siamo la Porta del Delta, tra l'altro c'è un progetto del nostro sindaco di fare il Taglio di Po Porta del Delta, e che secondo me potrebbe essere una cosa interessantissima. Adesso faccio un piccolo inciso. Taglio
Taglio di Po è quello che ha più posti letto a dormire di tutta la provincia probabilmente, ma sicuramente del Delta. E quindi questo è giusto, io avvaloro la tesi del sindaco di fare Taglio di Po Porta del Delta, che si dovrebbe cominciare da qua per poi conoscere il nostro territorio. Ma questa è un'altra storia, ne parleremo sindaco. Secondo te perché Taglio di Po, ciò nonostante, con tutte queste caratteristiche, con questo Delta che sta partendo eccetera, ha così pochi ristoranti? Allora, a partire dal fatto che anch'io all'epoca, quando ho comprato, tutti mi dicevano, non tutti, molti di Taglio di Po mi dicevano che avevo fatto l'errore più grande della mia vita, aver comprato qua. Sul serio me l'hanno detto in tantissimi. Loro ridono perché probabilmente si sentono coinvolti. Ma in molti me l'hanno detto e io gli ho detto, secondo me non è la questione che può essere Taglio di Po o un paese limitrofo. La faccenda è cosa vuoi portare tu nella tua attività, tuo prodotto, perché se tu fai un prodotto che può essere di basso livello, alla fine fai la fine degli altri, chiudi. Se invece tu ricerchi, come abbiamo i miei colleghi che ricercano i grandi prodotti, lui nel suo piccolo fa un prodotto che se lo sognano gli altri, quindi tutto sta nel proporre un prodotto di alta qualità. Ormai siamo in un periodo della vita che tutti, guardando, sono tutti professori, sono tutti medici, perché hai mal di testa, l'amico ti dice ma secondo me tu hai, ti dà anche già la ricetta firmata, tutti sono chef, sommelier, quindi è difficile oggi fregare la gente. Quindi bisogna centellinare le proprie frecce e scagliarle proprio nel momento giusto, dando prodotti ottimali. Guarda, io ti faccio 2 o 3 recensioni di TripAdvisor che ho letto stamattina. Pizza fantastica, pizza super, finalmente, un sacco di complimenti, hai recensioni di TripAdvisor quasi tutte con 5 stelle. Ho appena lasciato il ristorante che c'era un tavolo da 12 persone di Padova, due gente che arriva giù dappertutto, ho tantissimi clienti che arrivano da Chioggia, Sottomarina, Macchio, Rovigo, Ferrara, Padova, perché dopo io purtroppo non sempre li vedo perché stando in pizzeria molte volte il lavoro è tanto, non esco e quindi non riesco neanche a scambiare 2 parole col cliente per capire anche da dove può venire. Abbiamo gente anche, ho dei clienti da Mestre, soprattutto tanti ragazzi di origine campana che vengono un po' per sentirsi anche a casa loro, perché purtroppo o per bene è così, insomma. Allora, io ti seguo sui social, poi io sono quelli che spionano, sì. Si dice da noi, guardo, controllo. Anche tu cerchi come tanti ristoratori personali. Perché? Perché fino a ieri era un lavoro rifugio, cioè nel senso quando uno non sapeva cosa fare faceva il cameriere, perlomeno. Adesso però avete questa difficoltà in tutte le latitudini, in tutte le parti d'Italia a trovare personale. Perché? Allora, perché poi dopo a partire adesso si superi la faccenda che tutti dicono, cioè qualcuno pensa perché è pagato poco, però quello che vedo pagate le persone a livello di buste paga normali, quindi perché? Allora ti dico una letta l'altro giorno, mio carissimo amico, cercasi pizzaiolo per stagione estiva, vitto alloggio, 3.000 euro al mese. Non trovo, perché a partire dal fatto che una volta il pizzaiolo era il lavoro di chi non voleva studiare, lo mandavi a fare il pizzaiolo, o tanti altri mestieri della ristorazione. Oggi invece anche noi dobbiamo essere preparati, perché non siamo l'ultima ruota del carro e quindi
ci vuole preparazione, studio, sacrificio, tanto sacrificio, perché per ricercare un prodotto quante ore stai su un prodotto per trovare il meglio, quante ore stai su, ecco, qua abbiamo già detto tutto. Chiedi a lui quante ore sta sulla batteria per essere al suo livello. Ecco. E c'è da dire che se domani cerco personale da far lavorare in nero, trovo la coda. Perché? Non lo so. Non lo so. In nero li trovi sempre. In nero li trovi sempre. Sempre. Non vogliono contratti di lavoro. Anche voi avete riscontrato questo problema? Io non metto bocca sul come possono avere altre entrate, ma... E dopo questa polemica buttata lì, facciamo un applauso a Denis Colombo, maionese da Gossione, che è andato a Napoli e ha detto: io sono di taglio di Po, voi di pizza sapete poco, e mi premiate con il Pulcinella d'oro che ho visto nel tuo locale, bello in bella mostra, gran bel trofeo, bello. Sono arrivato. Se vi capita di andare a vederlo, guardatelo, poi toccarlo porta fortuna. Terzo nel 2019 al trofeo Pulcinella, primo nel 2022 e secondo a Rimini al campionato del mondo, sempre con la pizza napoletana contemporanea. Ed è dal 99 che fai di pizza? Da che anno? Dal 2019 cominciato. Caspita, in 4 anni hai fatto... In 10 giorni ho incominciato a lavorare perché avevo l'acqua alla gola e non riuscivo a trovare personale. Sono andato a Roma da un collega e amico, ho pagato soldi, sono stato là 10 giorni e dopo 10 giorni ho incominciato a lavorare. Io ho sempre alzato le maniche perché lui lo sa, ho lavorato da lui anche quando ero giovane, con suo papà, con lui, con suo fratello, quindi ho sempre fatto tutto, non mi ha mai dato fastidio nulla, neanche andare a tirare su le cose impossibili. No, le cose dell'animale. No, bravissimo, ho lavorato da Amadori a Codiloro, quindi andavo a pulire le vasche. Quindi... Bravo Denis,